Ed ora colleghiamoci in diretta con Piazza dei Signori, dove ci sono i nostri inviati Angela Pederiva e Nicola Marcato. Con loro vediamo il portavoce di Plebiscito.eu Gianluca Busato e diversi attivisti del movimento. Angela, buonasera. Buonasera Marta, buonasera ai telespettatori, eccoci qui, stesso posto e stessa ora, più o meno di quella sera del 21 di marzo, quando proprio qui, nel cuore del capoluogo della Marca, vennero proclamati i risultati del referendum digitale sull'indipendenza del Veneto. Più volte oggi questa immagine è stata evocata, quella cioè di una inchiesta a orologeria. Busato, le chiedo, dunque di quella bomba, per restare a quella immagine naturalmente, siete stati voi la miccia, la paura è venuta dopo quei 2.300.000 elettori che dite hanno partecipato alla consultazione e a stragrande maggioranza hanno votato a favore dell'autonomia di questa regione? Beh, è evidente, tant'è vero che io ho commentato arrestate me, arrestate tutti, arrestate tutto il Veneto, però poi andate a lavorare perché non vi manteniamo più. È chiaro che lo Stato ha il terrore di un processo democratico, pacifico, civile, innovativo, che è stato messo in moto da Plebiscito.eu e che ha visto la proclamazione di indipendenza della Repubblica Veneta venerdì scorso. È altrettanto chiaro che è un processo inarrestabile. Questi episodi che hanno dei tratti farseschi non possono che addirittura accelerare il processo democratico e pacifico che si è innescato. È evidente che lo Stato italiano non può che avere il terrore di 2.100.000 veneti che hanno decretato la propria volontà di indipendenza e che hanno decretato un processo che interromperà l'emorragia e il furto delle nostre risorse, dei nostri soldi da parte del peggior inferno fiscale del mondo. Alla inchiesta di quest'oggi naturalmente hanno fatto seguito tante reazioni da parte della politica, fra le altre la Lega Nord con la senatrice trevigiana Patrizia Bisinella, che in una nota ha espresso la propria solidarietà agli indipendentisti del Veneto arrestati. Con i fatti spropositati messi in campo oggi da certa magistratura, ha detto la parlamentare, lo Stato italiano dimostra che non esiste più la democrazia. Quella messa in atto sembra la risposta intimidatoria di uno Stato accentratore rispetto alla domanda di indipendenza di un popolo che chiede la propria autodeterminazione. E pregherei al collega Nicola Marcato di mostrarvi anche questo blocco di pagine che qui sto reggendo. Sono 222 e si tratta, come possiamo poi scorgere anche dalla copertina, del testo della ordinanza delle misure di custodia cautelare che sono state appunto emesse dal Tribunale di Brescia. Ebbene, proprio all'interno di questo corposo documento si trovano numerose trascrizioni di intercettazioni telefoniche e una vale la pena di citarla perché chiama in causa, anche se poi vedremo in che termini, il trevigiano Luca Zaia, presidente della regione. In una sostanza Patrizia Badì, una delle leader del movimento 9 dicembre, afferma di essere stata chiamata dal presidente appunto del Veneto, interessato a suo dire a pianificare un incontro per sapere se ci fossero previsioni su cambiamenti. Questo appunto è riportato nell'ordinanza del GIP, ma lo stesso magistrato precisa che è doverosamente specificato nella informativa che le successive intercettazioni non dimostreranno seguiti dei rapporti tra Zaia e Badì. Devono inoltre essere esclusi, scrive ancora il GIP, rapporti tra Zaia e gli altri indagati e non si riscontreranno contatti, sto sempre citando le parole del giudice, con l'entourage del governatore che oggi Matteo Spinazzè ha avvicinato, e allora sentiamo le parole del presidente Zaia. Viene fuori che gli elementi ci fanno pensare innanzitutto un po' male rispetto a una tempistica quantomeno discutibile, un po' come un elefante in cristalleria in un momento così importante per l'indipendenza in Veneto. Dall'altro gli elementi probatori che oggi ci sono, quelli che comunque sono noti a noi, poi non so se ce ne sono altri, non fanno pensare a un brodo primordiale terroristico o a una prima cellula sovversiva. Dico semplicemente che davanti a fatti come questi bisogna ribadire che il percorso di indipendenza, dell'autonomia e di tutti quelli che vogliono incalarare il malcontento e le difficoltà del Veneto in questo momento vanno nell'alveo del confronto pacifico e legale. Tutto il resto si condanna senza se o senza ma. Dall'altro dico anche che va tutelata la libertà di pensiero. Mi riallaccio non solo a fatti come questi, ma mi riallaccio ad esempio
Il fatto importante è che giunge notizia del divieto della manifestazione in piazza San Marco, è una manifestazione pacifica con le bandiere della Serenissima, e voglio dire che quando sventola la bandiera della Serenissima non si vanno mai ad imbrattare monumenti, non si distruggono vetrine, non si fa disordine, non si lascia spazzatura, non c'è sporcizia, direi manifestazione pacifica. Non trovo giusto, e lo ritengo un grande scivolone, vietare questa manifestazione. Così dunque Luca Zaia, ma reazioni arrivano anche dal Partito Democratico, già pronta una interrogazione urgente al Ministro dell'Interno, Angelino Alfano. Sentiamo il servizio. Arresti dei secessionisti veneti, fioccano le reazioni. Un'interrogazione urgente al ministro Alfano è quella depositata assieme ad altri deputati del PD da Floriana Casellato. Il grande malessere dei cittadini di fronte alle difficoltà economiche e alla disaffezione verso le istituzioni va compreso, scrive la deputata di Macerata, ma è gravissimo che alcuni movimenti avvallati dalla Lega Nord cerchino di incanalare il disagio in questo modo pericoloso. Non stupita dalla deriva di frange secessioniste, ma dall'arresto odierno di Franco Rocchetta, Simonetta Rubinato condanna senza se e senza ma ogni disegno eversivo dell'ordine democratico, ma in attesa che venga fatta chiarezza da parte della magistratura, la deputata di Roncade chiede al governo di dare una risposta al disagio che vivono i veneti, dovendo competere ad armi impari con le autonomie speciali delle vicine regioni. Sulla stessa lunghezza d'onda il sindaco di Treviso. Quando il folklore poi può diventare qualcosa di più pericoloso bisogna assolutamente fermarsi. È invece importante che si diano delle risposte a questa crisi di modello economico del nord-est, che ha portato a delle forti ripercussioni anche di problemi sociali, e su questo dobbiamo tutti quanti dare una risposta e segnare un forte cambiamento di passo. Autonoma nell'ambito del centro-sinistra la posizione di Silvano Piazza, che il 20 marzo scorso ospitò la conferenza stampa di plebiscito.eu. Il sindaco di Silea nota una strana coincidenza tra la protesta dei cittadini veneti e questo intervento della magistratura. Ogni volta che i veneti chiedono uguaglianza nella redistribuzione delle risorse pubbliche, dice Piazza, anche attraverso le pressioni dei sindaci, succede qualcosa che li mette in cattiva luce. Libertà di pensiero e garantismo e cautela nell'uso delle misure restrittive fino all'accertamento dei fatti al centro delle riflessioni del senatore Maurizio Sacconi, che però sottolinea l'importanza di non sottovalutare la violenza politica. La guardia deve sempre essere alta verso tutti coloro che possono volere, e non lo so se sia questo il caso, trasformare le idee in azione violenta. Dunque solidarietà, ma anche condanna. Busato, che cosa dite ai partiti? Noi diciamo che è evidente che lo Stato ha perso la testa, mentre noi la teniamo ben salda al nostro posto, convinti che la rivoluzione digitale e la volontà pacifica, democratica, espressa a stragrande maggioranza del popolo veneto, non sarà fermata da questi mezzucci che sono stati messi in campo. Parte l'esenzione fiscale totale, e questa sarà la nostra risposta civica di sopravvivenza. Non è più una battaglia di libertà economica, è una battaglia di difesa della dignità umana, che è stata calpestata dal peggior inferno fiscale del mondo. Così Gianluca Busato, portavoce di plebiscito.eu. Marta, se non ci sono domande da studio ti restituirei la linea. Sì, grazie Angela, grazie a Nicola Marcato e agli ospiti che avete avuto in Piazza dei Signori.